Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con l'appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata della domenica parte alle 19:30 e in replica alle 23 e poi anche nella mattinata del lunedì intorno alle 8:30. Oggi una puntata particolare, i campionati dilettantistici sono fermi, allora abbiamo deciso di dedicare la puntata interamente ai settori giovanili. Avremo modo di parlare ampiamente della miriade di società e di tanti bambini che appunto fanno parte di questo grande movimento che è il calcio giovanile in Sicilia. Salutiamo subito la prima penaltina, la nostra carinissima Federica Di Benedetto. Buonasera, post ben ritrovati. Natale. Sì, un po' appesantiti, però devo dire smaltiremo tutto. Benissimo. Impostazione oggi fissa, nel senso che rimarrà per tutta la puntata. Abbiamo Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Benissimo, mentre diamo subito il saluto ai nostri ospiti che oggi fanno parte della scaletta della nostra trasmissione. Abbiamo il piacere di avere qui in trasmissione il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il Comitato di Catania, il professor Carmelo Pergolizzi. Buonasera. Buonasera Carmelo, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro vieni da una temperatura polare a Pedara perché si è appena quasi concluso il torneo organizzato dalla città di Mascolucia, nonché anche dal Calcio Catania, Torre del Grifo, location meravigliosa, di questo ne parleremo ampiamente. Accanto a te abbiamo un'altra presenza importante quando parliamo di calcio dilettantistico, mister Turi Di Stefano. Ciao Turi. A malapena forse posso parlare. Perché Buonasera. sei influenzato? Cosa c'è? No, sono troppo freddo, infreddolito. troppo freddo. Però l'atmosfera è stata bellissima. Ora la straordinariamente bella, è stata bellissima. Senz'altro. Voglio anche salutarvi in una nuova postazione che abbiamo qui all'interno della nostra trasmissione Penalty, il presidente di una società di Pachino, della provincia di Siracusa. Parliamo di Marco Arangio, presidente della società L'Uliveto di Pachino. Ciao Marco. Buonasera a tutti. E insieme a Marco, vicino a lui, un ospite abbastanza fisso all'interno della nostra trasmissione, mister Aldo Musumeci, con lui parleremo anche di settori giovanili. Buonasera a tutti, ciao Ettore. Buonasera a voi e ben trovati. Allora, subito la domanda al presidente della FIGC, Carmelo. Io credo che quando vengono fuori tornei di questo genere fa piacere, perché c'è stato un grande movimento di società, tantissimi bambini che hanno vissuto soprattutto un'esperienza particolarmente bella, perché insomma andare a giocare a Torre del Grifo è sempre un'emozione. Sì, penso che per un bambino giocare al villaggio Torre del Grifo, dove c'è la sede del Calcio Catania, è il massimo. È un sogno proprio. Il massimo. Dobbiamo ringraziare che negli ultimi anni il Calcio Catania ha aperto il villaggio a tutti, sì, anche alla federazione, ai così allenatori. Una bella svolta. Finalmente, così, anche per far conoscere l'ambiente vero del calcio professionistico. E questa è una cosa bellissima. Tra l'altro hai avuto modo di vedere appunto anche la correttezza che c'è stata all'interno di questa struttura. Ieri nei tuoi saluti finali lo hai sottolineato. Sì. Per me la cosa importante è far giocare soprattutto e divertire. Poi l'organizzazione è stata ottima, perché parlando con i dirigenti, amici di tutte le società, erano soddisfatti. Anche se qualche genitore c'è sempre in mezzo, il genitore vuole vincere sempre. Ma le società e i bambini, che soprattutto si vedeva il sorriso brillare a 360 e questo gradi. è sicuramente il messaggio più importante che è arrivato da questo torneo di Mascalucia e di Torre del Grifo. A tal proposito vi vogliamo fare vedere subito una clip così brevemente riassuntiva di questo torneo, così possiamo tutti noi assaporare insieme a voi l'atmosfera straordinaria che si è verificata all'interno di questa bellissima manifestazione, il trofeo di Natale. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself
to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. È una clip che in un certo senso ci ha fatto vivere questa emozione bellissima di questo torneo. Io credo che può essere anche un punto di partenza, Carmelo, per tante altre società che vogliono insomma, far vivere questa emozione a tanti bambini di queste numerosissime scuole calcio che abbiamo qua in Sicilia. Sì, non solo nella nostra provincia, è tutto il territorio, soprattutto nella zona del Trapani, ci sono molti tornei che su questo, soprattutto a fine stagione. Fine stagione. Ma nella nostra provincia non ci possiamo che lamentare. No, perché infatti, voglio il dire. Comitato di Catania inizia per l'attività di base al settore giovanile già a ottobre fino a giugno e concludiamo con la manifestazione di Castiglia con la festa delle scuole di calcio. E lì siete veramente in tanti, eh? Sì, siamo in tanti, abbiamo anche richieste di altri comitati, abbiamo accettato per esempio la Catena Nuova, Sì. scuola del Messinese, per poter partecipare alle nostre attività di base. La nostra è ricca come organizzazione e come organizzazione di attività di base, E questo dai piccoli amici fino importante. agli esordienti. Questa è una cricca perché ci vuole ogni tanto queste tornei che danno il celeggino. Sì, è una promozione vera e propria a tutto il movimento e sotto questo punto di vista devo dire che il Città di Mascalucia insomma, è stato fondamentale nell'organizzare questo torneo. Turi, ti ho visto insomma, indaffarato già dalle prime ore del venerdì e sino a un paio di minuti fa eri in prima linea, a dimostrazione insomma, che comunque ci vuole passione per fare una cosa di questa, perché stare appresso a tanti bambini, adesso poi tra l'altro sentiremo la società dell'Uliveto che addirittura è venuta da Pachino, ma credo che sia comunque poi bellissimo e soddisfacente sotto questo punto di vista. Beh, io direi che il calcio è di chi lo ama, perché se non si ama e non si appassiona è meglio starcene a I casa. risultati poi, insomma, si Non arrivano a dire, allora, non nel sono settore fondamentali. giovanile Carmelo me lo insegna, il risultato non esiste. Purtroppo C'è questa qualche genitore, questa però, in questo cultura caso ancora non è entrata in mente, ma vedi, per i genitori magari io li potrei accettare, io non accetto invece certi istruttori che non hanno questa cultura. È lì che io un attimino mi arrabbio, più che altro mi amareggio, perché arrabbiarsi non è il termine forse giusto. Mi amareggia perché dopo, credo, qualche anno di calcio che ho fatto, Diciamolo pure. Quindi ancora non si è entrata nella cultura del divertimento. Eppure io penso che questi tornei possono già incominciare a far capire a molti che questo deve essere lo Guarda, spirito. prima di venire qua, Carmelo, io ho sentito un suo intervento nella premiazione, sia lui che Maurizio Pellegrino sono stati lineari E chiari. come si dice a cadenese, azzeccosi Diretti, nei confronti di certi genitori, di certi istruttori, perché ancora non l'hanno capito. Allora, amici miei, innanzitutto prima viene la scuola. La strada però è stata segnata. Io credo che, Indubbiamente, insomma, guarda, noi altri, tu sai che tanti di questi tornei abbiamo fatto gli anni precedenti a Villaggio Madonna degli Olivi, a livello, e tu Carmelo ne sei testimone, ma a livello grosso. Questo, il merito lo devo dire, ed è giusto che sia così, a due miei allievi, Giovanni Spina e Peppe Trincale, certo. che sono stati i promotori di questo, sono stati coadiuvati
da una splendida donna che siamo una Marletta, Sì, ed è giusto vero. che sia così. Però io per il calcio Catania. volevo fare un plauso anche a tutti i ragazzi del Città di Mascalocia, Indubbiamente. che erano tantissimi. Purtroppo si sono dimenticati in questi giorni. si sono dimenticati di menzionare, no, dimenticanza giustamente Hanno fatto un per la lavoro confusione. straordinario. No, l'ottima organizzazione, e questa si sa, ma gli arbitri, amici miei, infatti. gli arbitri debbono essere menzionati, che sono praticamente i figli nostri, che si sono, diciamo, cementati Infatti. con tanti insulti purtroppo che hanno infatti, avuto, perché e qualcuno sono dovuto giustamente- intervenire io pacatamente e saggiamente verso certi genitori. Hai e fatto bene quant'altro. tu sei uno sportivo a 360 gradi. Io una battuta la volevo fare subito anche con Marco Arangio della società L'Uliveto di Pachino. Allora, io credo che questa esperienza a Torre del Grifo, in questo torneo, in questo trofeo di Natale, sia servito sicuramente ai tuoi ragazzi intanto per vivere, insomma, un'atmosfera assolutamente quasi surreale, perché non so, insomma, la casa del calcio Catania dà sempre tante emozioni, no? Molto contenti i nostri bambini, anche se già noi siamo venuti spesso qua. Fate degli stage, abbiamo fatto magari far venire per alcuni gli incontri. allenamenti. Sì, abbiamo fatto gli allenamenti. È bella questa cosa. Abbiamo avuto anche la fortuna che è venuto dai campi da noi Giuseppe Mascara, è venuto anche Giovanni Marchese, e quindi abbiamo avuto un contatto. Insomma, diciamo... i vostri ragazzi già assaporano Sì, allora sì, a tutti sì, gli effetti questa bella atmosfera del calcio che ma conta. anche se diciamo l'hanno vissuta, venire sempre qua è una cosa molto... Fa sempre bene. Sì, fa sempre Come è andato bene. questo torneo per voi? Abbiamo diciamo vinto il torneo nostro, sì, però allora alla fine... abbiamo la squadra vincente, Sì, bene, sì, siamo sì, contenti. sì, sì. Avete fatto sia la categoria Pulcini? Abbiamo fatto categoria Pulcini. Ah, solo quella? Sì, solo quella Vabbè, lì, quest'anno sì. Tra l'altro, insomma, esiste una classifica così molto limitata, però... Sì, perché in questo, diciamo, in questa categoria non esiste, diciamo, un vincente. Un vincente. Tutti sono vincenti. Sì, tutti sono Io Dimmi. volevo dire una cosa a proposito, Sì. perché oltretutto vengono da Pechino, dove io ho avuto un grandissimo giocatore che è Carlo Bartolo, no? Un terzino sinistro alla Marchese, diciamo Sì. pure, no? Quindi Lui è un po' la memoria storica del calcio siciliano, come avete potuto ben la sentire, cultura, avete la cultura proprio del calcio giovanile a livello puro, e questo vi fa onore. onestamente. Sì, diciamo, se abbiamo noi, l'abbiamo dentro il sangue, come si suol dire. E questo è importante. Perché se manca quello lì, se non c'è la passione, non puoi andare avanti. È vero, è vero. Aldo, hai seguito marginalmente il torneo, indubbiamente soprattutto quello dei giovanissimi è stato tecnicamente forse quello più importante, una finale fra Catania e Meridiana, diciamo quelle che sulla carta con qualche esperienza in più probabilmente erano quelle tra virgolette più forti, lo diciamo però ci limitiamo solo a dirlo. Hai visto anche qualche ragazzino che può essere anche interessante da immettere tra virgolette, sempre tra virgolette nel mercato giovanile? Allora, diciamo che solitamente un po' seguo le partite del calcio giovanile, ho avuto modo di vedere qualche partita. C'è anche la San Pio, che è una società che storicamente a livello giovanile fa sempre bene. No, devo dire che vabbè, il Catania Giovanissimi comunque penso imbattuto che non da tantissimo tempo. da un sacco di partite, no? Invece al di là dell'aspetto, perché poi secondo me ci sono i campionati, perché questi tornei poi sono un'occasione importante, dico più che altro un discorso proprio culturale, secondo me, che questi tornei possono avere questa valenza proprio di aprire, no? Perché la difficoltà di lavorare nel settore giovanile, io qualche anno l'ho fatto nel settore giovanile, sono problematiche completamente diverse dai grandi, no? A Pachino problemi non ne hanno, perché hanno una bella struttura privata sulla quale insomma fonda tutto il progetto. Ma secondo me il discorso con i genitori è fondamentale, no? Proprio anche questa cosa degli arbitri è un discorso molto ampio e secondo me assolutamente interessante. E dedicare una puntata è una cosa non è male. È intelligente. Non è male. Approfondiremo ancora questo discorso sul torneo, sul rapporto genitori, figli e dirigenti. Nel frattempo volevo ricordare che il nostro Alessio tra poco ci parlerà anche di un settore giovanile messo totalmente da parte, anche se ultimamente cerca di trovare spazio, quello del calcio a 5, no? Che comunque vive una sua bella realtà. Sì, a Catania abbiamo la squadra campione d'Italia, la addirittura. scudettata meridiana. Perdona la mia ignoranza, non lo sapevo. La scudettata meridiana l'anno scorso guidata da mister Luca D'Arrigo, che ha vinto Io lo sono scudetto. contento che adesso noi qui a Penalty facciamo questa bella finestra sul calcio a 5, così finalmente possiamo conoscere tante altre cose che magari chi fa il calcio a 11 insomma
non apprende con molto interesse. Però adesso ci dobbiamo fermare, Federica ci deve dare il lancio della pubblicità, così poi tra poco ritorneremo a parlare del trofeo di Natale. Ci sarà sempre con noi il presidente della FIGC Carmelo Pergolizzi e cominceremo anche a conoscere qualche altra società che è stata presente appunto al torneo di Mascalocia di Torre del Grifo. Sì, Ettore, un brevissimo stacco pubblicitario, tra pochissimo con Penalty. Eccoci rientrati in studio, vi ricordiamo che questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi, dato che tutti i campionati dilettantistici sono fermi, ritorneranno chiaramente domenica prossima. Oggi abbiamo voluto dedicare la puntata interamente al calcio giovanile, lo facciamo anche trovando spunto con un torneo che si è svolto a Mascalocia, a Torre del Grifo, e lì abbiamo veramente assaporato il piacere del calcio, quello puro, quello vero. Carmelo, i genitori che facciamo? Che cosa possiamo fare contro questi genitori che vogliono assolutamente far diventare Baggio o altri i propri figli? Allora, perché poi è questo l'obiettivo. Sì. Anzitutto dobbiamo educare, come dice il mio amico Ture, gli istruttori. Ecco, bene. Perché dipende tutto, secondo me, dai dirigenti e dagli istruttori. Giusto. Perché un istruttore che si permette anche di protestare dà l'autorizzazione ai propri atleti, ai propri dirigenti, ai genitori, di protestare, di contestare. Cioè, se prima non facciamo un esame di coscienza noi, gli operatori, non si può andare avanti. La prima cosa è educare i nostri istruttori. C'è stato qualche cambiamento ultimamente, da qualche anno a questa parte? No, noi ogni anno facciamo i corsi con i FIGC, sì? ribadiamo sempre il concetto dell'attività di base, che soprattutto è la crescita del ragazzo. Però passo poi inosservato ogni tanto. Io dico che la maggior parte entrano nell'idea di questo, che dobbiamo dare un servizio ai ragazzi, educare non solo i ragazzi ma anche i genitori. Noi nel centro federale facciamo gli allenamenti a campo aperto, cioè i genitori assistono, entrano. Questa è la prima cosa. Per incominciare ad abituarli. Dobbiamo abbattere queste barriere. Io sono andato in Edimburgo, là abiti, genitori e cose, sono tutti assieme entro in campo. Però si limitano soltanto al tifo. Ognuno al suo posto, i genitori laterali, i ragazzi giovani. Vedi Carmelo, scusa, oggi si è assistito purtroppo, Vabbè, voglio non menzionare, scusami tu, non voglio menzionare niente. Ma non dobbiamo, una cosa, perché poi cioè, voglio dire questo, giusto. Aprire le barriere, sarebbe bello, i genitori assistere alla partita dentro il campo, sarebbe meraviglioso. Ancora non abbiamo questa cultura. Come hai detto tu, l'ho detto, lo ripeto pian pianino però ci dobbiamo arrivare. Sì, no, ma dobbiamo essere noi altri Bravo. genitori, perfetto, istruttori. È chiaro, io ai miei figli insegno, ma per insegnare ai miei figli come il comportamento deve essere prima io comportarmi bene. E questa è tutta una ruota. A Pachino com'è la situazione? I genitori seguono la squadra, vi marcano stretti a voi istruttori? Com'è la situazione, Marco? Quello che posso dire è che noi siamo una realtà che c'ha da 2 anni e mezzo che siamo nati, 3 anni facciamo, Sì. 3 anni, quindi è ancora una cosa che stiamo vivendo, stiamo toccando piano piano. E tutto sommato ancora siamo entro, diciamo, i nostri i limiti. Siete troppo giovani ancora. Sì, perché noi diamo i nostri messaggi, che sono quelli che noi siamo, più che altro siamo educatori, Certo. non siamo, quindi noi È la siamo parola educatori giusta, e è la basta. parola giusta. È Sì. vero. un'altra cosa, Sì, scusami, dimmi. io non ho completato, ecco, Sì. la prima è questa, cioè educare i nostri istruttori, gli operatori, i dirigenti, e un'altra cosa è l'incontro, il dialogo con i genitori. Questo non c'è, manca. cioè manca, Vero. perché Manca. noi invece ogni mese incontriamo i genitori, ma non l'istruttore, la dirigenza. Perché in questo modo che si cresce, perché l'obiettivo sia per i genitori sia noi educatori è il bene del ragazzo. Noi giù, da noi queste cose le facciamo. Noi ogni mese facciamo Quindi un siete incontro. sulla buona strada, Sì, le sì, direttive che dà proprio Sì, noi andiamo, la ogni mese federazione. facciamo incontri con i genitori, parliamo con i genitori, i problemi, se c'è qualche bambino che bene, si comporta in bene, questo bene. male. Noi altri Sì, sì, scusate, in tempi non sospetti, Sì? con Giovanni Spina, quando eravamo a Rainbow, Sì? questi incontri li facevamo periodicamente
dove avevamo dei riscontri, giustamente anche ci davano dei consigli, noi altri li prendevamo per migliorare. Questo però deve avvenire in tutte le scuole calcio. A 360 gradi dovrebbe venire. Deve avvenire in tutte le scuole Esatto. calcio. Perché in questo modo si danno le regole, non soltanto ai nostri ragazzi, ma anche ai genitori. Esatto. Certo, Perché se sbaglia il genitore deve essere allontanato. è giusto. Perché non può stare insieme agli altri. Non per colpa di un genitore, oggi un genitore è stato. Ma noi che dobbiamo fare? No, assolutamente. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, no. Assoluta, Io penso la che- manifestazione Allora- ha dato anche dei segnali di valori e continuiamo su questa strada. Ma noi non ci dobbiamo arrendere. Non voglio essere io di parte, indubbiamente, perché sarebbe troppo facile, però credo che questo, di queste 3 giornate, non è stato molto facile, credetemi, credo che sia un torneo sicuramente che avrà strada, perché solamente chiaramente un punto è di neonato, partenza, anch'io un sono punto di di questa partenza, idea, però un ho punto di notato partenza. la grande gioia, perché credo che conosco qualche genitore, lo conosco anch'io anche da fuori, e gli attestati di stima per tutta l'organizzazione è stata semplicemente spettacolare. È Questo vero, è questo vero. è Io veramente- volevo sentire un attimo Aldo Musumeci, che insomma ha lavorato con tantissime squadre nei settori giovanili, dove comunque lui è uno psicologo, voglio dire, il rapporto con i genitori è sempre stato un rapporto difficoltoso, è inutile nasconderlo. Fa bene la federazione, qui nella persona anche del presidente, a sottolinearlo e a gridarlo ad alta voce che le cose devono cambiare. Però forse probabilmente un po' tutti dobbiamo cambiare, non soltanto le società, proprio anche noi come persone che viviamo il calcio. Ma io credo che, scusate, io credo che il problema sia un problema culturale. Nel calcio poi si riflette quello che è un problema quotidiano che vediamo proprio tutti i giorni, quindi è chiaro che intanto la responsabilità è dei genitori, poi aprire al dialogo l'istruttore, Ben venga. comunque questo sicuramente è importante, però la prima responsabilità sul bambino è sicuramente dei genitori, poi l'istruttore comunque vive col bambino 2-3 volte a settimana, dà un esempio che è importante. Perfetto. Per cui comunque il dialogo è il punto di partenza assolutamente, però sicuramente la responsabilità appartiene alla famiglia, ai genitori. Chiaro, e questo- l'educazione è quello di casa. L'educazione è questo, poi chiaramente poi si riporta in un contesto calcistico quello che poi si vive al di fuori. Al di fuori di ogni giorno. Una battuta subito, Sì. io dico sempre questo, insegnare la cultura di saper perdere. Anche. Ed è anche, fondamentale. Anche. Marco, così poi diamo spazio anche ad altri istruttori della tua bella scuola calcio. Ci congediamo da te, però da te voglio sentire a questo punto l'obiettivo primario, sì, quello di far da istruttore a tanti bambini, però forse un po' di agonismo poi dopo quando scattano gli allievi credo che subentra poi alla fine, no? Cioè la vittoria diventa anche uno scopo, no? Ma sì, diciamo di sì. E allora noi tutto quest'anno siamo fermi ai giovanissimi. Sì, perché siete nati da perché poco. siamo di da poco, quindi vogliamo Certo. crescere piano piano. Certo. Però noi abbiamo anche i nostri, diciamo, obiettivi Ben da venga la raggiungere. vittoria, voglio dire, Sì, ragazzini, però ci sì, sta sì, pure, sì. no? Anch'io Carmelo? mi piace vincere, anche quando gioco a Voglio dire, calcio. però è purtroppo è il modo di è accettare, il di modo in cui fare. si deve Purtroppo è la vincere, regola certo. del calcio, si gioca per vincere. Perfetto, allora ringrazio Marco Arangio della società L'Uliveto di Pachino, lascerà il posto ad Sì. altri istruttori. Al mister Tonino Cannarella, che è uno dei collaboratori. Perfetto, è con lui chiacchiereremo Sì. ancora di questa bella realtà di Pachino. A proposito di belle realtà, adesso ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato a Torre del Grifo, sempre all'interno del trofeo di Natale, e abbiamo pensato un po' con la scuola calcio diretta da una grande figura del calcio siciliano. Parliamo di Orazio Sorbello. Un volto storico del calcio italiano, leggenda vivente direi della Ciriale, Orazio Sorbello. Ciao Orazio. Troppo buono, ciao, salve a te. Responsabile della Junior Calcio di Aciriale, che è veramente già una leggenda soprattutto nel territorio acese, Ma e non solo direi. diciamo che da 13 anni che abbiamo questa piccola società, siamo partiti nel 2000 e insomma ad oggi così notiamo circa 200 iscritti. Per Aciriale sì, è una realtà simpatica, ma chiaramente ci vogliono tanti sacrifici e tanta passione. Il progetto di Aciriale prevede comunque anche la valorizzazione soprattutto di tanti bambini, tu hai detto bene ne avete più di 200, ma credo che comunque riuscire poi a far emergere qualche elemento è sempre molto difficile. Ma questo è sicuramente così, chiaramente noi facciamo attività solo e esclusivamente per magari per togliere qualche bambino anche dalla strada, quello è una cosa secondaria, far uscire qualche gioiellino.
è cosa molto, molto rara, ma ci speriamo sempre. L'importante comunque è che il bambino sta in un ambiente sano, pulito, e questo che la Junior cerca di inculcare nella mentalità dei ragazzi. Ed è giusto. Tra l'altro avete anche la categoria sperimentali che sta comunque ottenendo un buon successo. Sì, facciamo attività dai primi calci che vanno dai 5 anni e arriviamo fino agli allievi. Con gli allievi sperimentali quest'anno abbiamo una bella squadretta che si sta facendo rispettare anche fuori provincia e speriamo di continuare. Che va comunque al di là del risultato finale, no? Cioè l'obiettivo che tu giustamente dici è quello sempre di valorizzare anche una tipologia di comportamento da parte dei ragazzi. Soprattutto l'educazione sportiva deve essere alla base principale del nostro insegnamento. Il risultato calcistico poi è relativo, è chiaro che se si vince potremmo essere un attimino più felici, però secondo me si cresce più nelle sconfitte che non nelle vittorie. Per chiudere l'esperienza qui a Torre del Grifo nel torneo di Natale. È una bella esperienza, ho portato 4 squadre dai pulcini fino ai giovanissimi e quindi siamo presenti in tutte queste manifestazioni che veramente per i bambini è una manna dal cielo. La scuola calcio junior di Aciriale è diretta da Orazio Sorbello, anche loro presenti al torneo di Natale. Diamo il benvenuto anche ad un altro componente dello staff tecnico della società L'Uliveto di Pachino, parliamo con Tony Cannarella. Ciao Tony. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ben trovati, è stata una bella esperienza anche per voi istruttori, diciamolo pure. Bellissima dai. esperienza. La porterete nel vostro cuore, Devo anche se so che mi diceva appunto il Presidente che voi spesso andate a vivere esperienze in altri centri sportivi. Soprattutto per portare i nostri bambini a confrontarsi e a crescere insieme agli altri bambini delle scuole. E questo calcio. è fondamentale. Fondamentale, sì. Allora, io prima di congedare mister Aldo Musumeci voglio rivolgere a lui una domanda. È arrivata la panchina? No. Perché c'è questa caratteristica. Venendo 2 volte di fila può essere che può darsi che venendo 2 volte perché sennò dobbiamo sfatare questo mito. No. Ti spiego Carmelo, c'è caratteristica a penalty che quando si viene in trasmissione non si ha panchina, dopo massimo 2 settimane si trova panchina. Speriamo. Se non dovesse essere così, casomai va bene, non vengo più per i prossimi 3 anni. Benissimo, va bene. Tu Grazie. sei venuto qui in trasmissione per cercare panchina? No, ma basta. L'ho letto per andare a dormire. Diciamo Benissimo. Per i giovani. Salutiamo Aldo Musumeci, grazie vi auguriamo buona fortuna, grazie per le belle cose che hai detto riguardo alle scuole calcio. Grazie a voi. Prima di andare in pubblicità, una battuta veloce. Carmelo mi diceva che il comitato di Catania in fatto di calcio a 5 è stato avanti, molto avanti. Abbiamo iniziato i primi di tutti e poi noi rispettiamo come se fosse il calcio a 11, la stessa dignità. E questo ha fatto un passo avanti. Ma gli altri comitati non lo fanno perché non... Allora, non tutti i comitati hanno iniziato i tornei, i campionati, noi siamo stati i primi. Molti aspettano che finiscono il calcio a 11 e poi iniziano sbagliando. Noi abbiamo dato la stessa dignità, fino a ottobre tutti i campionati, sia a 11 o a 5, hanno iniziato. Con numerose squadre da 3 anni. Alessio, ci confermi questa bella cosa, sì, no? Che sì. Non a caso ho parlato prima della scudettata meridiana, la Aciriale Calcio a 5 è attualmente la più grande realtà per quanto riguarda il calcio a 5, la Aciriale si occupa, non è una polisportiva. Come settore giovanile la Aciriale domina in tutti i suoi gironi, addirittura nel campionato giovanissimi ha segnato più di 100 reti. Addirittura. La Meridiana al passo con la Aciriale. Mi hai detto 5 gironi per quanto riguarda il campionato juniores regionale che in 5 gironi, per quanto riguarda gli allievi sono provinciali sia allievi che giovanissimi, ci sono più gironi riguardanti tutte le province siciliane. Però mentre... se rispondere alla domanda, non credo che sia la stessa situazione anche come nel calcio a 11, che i genitori incidono sul risultato. Devo dire che ancora il calcio a 5 non è stato colpito da questa piaga. Siamo soddisfatti. O comunque meno. Ma è meno perché ci sono meno partite. Perché ci sono meno partite. È ovvio. È come quando mi parlo che il calcio è più violento rispetto alla pallavolo. Giustamente. Ovvio, noi nella nostra
nostra provincia facciamo 222 partite agonistiche, non contando gli esordienti, Pulcini... Che sono almeno il doppio. Il triplo, perché abbiamo gironi dalla A alla Z dei Pulcini, Certo. e fino alla P dei esordienti a girone a 8 o a 10. Ma non è qua ci sono meno partite, è ovvio che qualche scontro di meno ci sarà. Ci sarà Insomma, stato. è un campionato più tranquillo, quindi Là lo anche possiamo c'è, gustare. sono meno gironi, è ovvio. È questione di cultura che si diceva, no? Giustamente. Infatti, sei senza microfono, Aldo, non parlare. Allora, va bene, tra poco... Devo dire più un'ultima dettagli. cosa per calcio Sì, a 5. sì. Dall'anno scorso c'è anche le rappresentative regionali. Sì. Prima non c'erano, dal torneo delle regioni. Formato da molti componenti possibilmente del catanese, no? Dato che sono maggiori le L'anno scorso squadre. il 50% sono arrivati il secondo. Personalmente ho anche fatto un provino per la rappresentativa. Non Giochi l'ho... anche a calcio a 5? Io sì, Bene, sì, il calcio a 5 mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista. Va benissimo, ok. Salutiamo di nuovo Aldo Musumeci, tra poco ci raggiungerà un altro ospite. Salutiamo anche Federica che oggi non ha fatto niente, ha detto soltanto buongiorno, buonasera, il programma. D'altra parte oggi non si lavora, Esatto, oggi è festa. Oggi è festa, Oggi è festa. ritornerò a lavorare settimana prossima, Ettore. Infatti, con il ritorno dei campionati dilettantistici. Esatto. Bene, allora mi lanci la pubblicità? Certo, rimanete con Penalty. Speciale calcio giovanile in questa domenica di penalty, ultima domenica per quanto riguarda questo 2013. Dalla prossima settimana ritorneremo a parlare dei campionati dilettantistici dalla Serie D sino alla prima categoria e con questa bella finestra ormai da qualche settimana anche sul calcio a 5 insieme al nostro Alessio Patti. Salutiamo la nostra seconda penaltina. Lavorerete poco oggi è soltanto una puntata di immagine, però ci fa piacere. Giulia Bonaccorsi, Ci ciao prepariamo. Giulia. Buonasera a tutti. Vi preparate per le feste certo. però? Vabbè, Adesso poi c'è ci prepariamo Capodanno. anche per la prossima puntata. già. Appunto, bene, è andato bene il Natale? Sì, tutto bene, Benissimo. in famiglia tutto bene. Ok, insieme a Tony Cannarella abbiamo adesso un altro tecnico della società L'Uliveto di Pachino, parliamo di Sebastiano Arangio, anche tu sei un tecnico istruttore, educatore. La parola educatore ci sta secondo te? Sì, certo, principalmente la parola educatore, perché giustamente i genitori danno i propri figli a delle persone, diciamo... E si debbono fidare. Esatto, che si possono fidare principalmente. La vostra scuola calcio ha degli orari particolari, è quotidiana? Come è organizzata? Parlatecene un po'. Allora, noi ci alleniamo tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Il sabato, diciamo, nel nostro paese i bambini non vanno a scuola, perciò ne approfittiamo la mattina anche per allenare i bambini anche. Benissimo. Questo riguarda tutte le categorie? Oppure in modo specifico magari quelli che non vanno a scuola? Tutte le categorie. E quindi orari pomeridiani? No, allora la mattina sono mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì sono pomeridiani. Sì. E avete una bella struttura, ne parlo di nuovo con Tony, questa struttura che diventa poi una specie di location per riunire tutti i ragazzini della vostra splendida cittadina, perché insomma, diciamolo pure, Pachino è una bella cittadina. Sì, e anche i genitori, perché ci seguono moltissimo, siamo riusciti a coinvolgere i genitori e noi diciamo che abbiamo dei genitori bravi. Ecco, perfetto. Bravi. Che non criticano. Che incitano i nostri bambini, che sanno, capiscono cos'è il calcio giovanile, il settore giovanile, sanno come ci si deve comportare perché guardano gli altri. Noi abbiamo lavorato su questo, facendo delle riunioni nella nostra società. Quello che diceva Carmelo proprio in apertura, noi abbiamo fatto il corso, è diventato realtà almeno con voi. Abbiamo fatto il corso con i FIGC che ci ha dato tanto. E questo è importante, quindi è la dimostrazione che quando si lavora bene poi alla fine i risultati arrivano. Passerà qualche anno, però prima o poi arrivano. Chi semina alla fine raccoglie. I nostri e genitori... poi soprattutto non devono essere solo bravi, devono essere anche collaborativi. E ci sono gente meravigliosa, io so realtà che si mette in prima persona a aiutare la società, soprattutto in questo momento che tutte le società sono in difficoltà. L'ultima è la regione. La regione, caro Presidente, tutti dicevano i 2.200.000 euro di contributi,
alla fine sono sui 700.000 euro. Quindi? Cioè vuol dire nemmeno 100 euro a testa se lo possono dividere per tutti gli sport. E con 100 euro che si fa? Non si fa Non niente. si fa niente. Non si fa Ecco, niente. ecco Quindi qua. le società in indubbiamente grandi mano- difficoltà, grandi difficoltà. Turi, ma ritornando a parlare di questo torneo, non pensi che il Catania Calcio, essendo l'unica società professionistica presente, sia stato un po', tra virgolette, troppo forte per le altre realtà? Ecco, voglio dare un quadro anche un po' tecnico al torneo. In che senso troppo forte? Loro come società, indubbiamente, come squadre, diciamolo pure, Vabbè, sono leggermente più ci mancherebbe. più preparate. Sono professionisti, quindi è una cosa normale. Non pensi che abbia forse creato qualche piccolo Problema pensi tu non so, nei la confronti mia del idea, dilettantismo? Guarda, io devo dire questo, ovviamente c'erano anche degli osservatori del Catania che hanno attenzionato dei ragazzi, Certo. e hanno preso una bella lista di ragazzini molto ma molto interessanti, però non dobbiamo dimenticare che questi ragazzi vengono del dilettantismo puro, dove attingono le società professioniste, quindi il merito va a tutte le società dilettantistiche, che sappiamo, inutile ripetere le stesse cose, sacrifici che li sappiamo tutti, come? e io mi auguro, non solo il Catania, perché chiaramente è appetibile per tutti i ragazzini, ci mancherebbe, ma se per i ragazzini posso essere d'accordo. Io invece non deve essere appetibile per i genitori, che si illudono molto ed illudono i ragazzi. I ragazzini. E questa è la cosa che mi fa Però pensare. io, se devo essere sincero, vedendo giocare un po' i ragazzi del calcio Catania, ho visto in loro un atteggiamento non proprio puro, l'ho visto troppo legato ad un esibizionismo, seppur leggero. Adesso non voglio dire una cattiveria, però io ho avuto questa sensazione. Carmelo, sto sbagliando a dire questo? No, anch'io. Però anche nell'atteggiamento sì. del tocco del pallone, indubbiamente di grande qualità, però... Ma non soltanto al calcio Catania, io ho visto le partite esordienti, per esempio, qualche ragazzino, ma non è il calcio. Non è una critica no, questa. No, assolutamente. Ma non è il calcio Catania, secondo me è la TV. Ecco, Quello che rovina il calcio è la TV, perché la TV dal lunedì a domenica calcio, e non sono modelli esemplari, perché se fossero modelli esemplari con tutto il cuore, non 24 un'esagerazione. ore, anche su 48 ore. Una cosa bellissima, mi ha fatto ridere ieri, nel secondo campo, cioè nel primo campo appena si entra, un ragazzino, non voglio dire la società, ci mancherebbe, noi vediamo Balotelli con quella cuffia, una cuffia bianca, Sharawi poi un non ne parliamo. atteggiamento e questa è una cosa che fa un attimino. E lì ritornano di nuovo esatto. gli istruttori. Ecco, anche lì l'educazione. E là non artistica, è come solo dire. il calcio Catania, ma è ragazzi di altre società. E quindi Sì, Anche nei confronti degli arbitri. Cioè uno l'ha mandato a quel paese come se fosse che suo fratello. Sbagliando. E non è del calcio Catania, è una cosa Sì, di modelli della indubbiamente. TV che sono. È vero. Esatto. È la TV. Voglio perché adesso... fanno gli stessi atteggiamenti. È vero. Il bacio, le cose, copiole. Sì. Vabbè, l'esibizione, la TV purtroppo è anche questa. A proposito di società importanti, prima di andare a vedere il servizio legato alla società della Ionia di Riposto, volevo salutare a Toni, in modo che così poi darà spazio ad un altro tecnico dell'Uliveto di Pachina. Grazie per averci ospitato. Ci mancherebbe, un bocca al lupo e soprattutto buon lavoro, perché insomma Crepi. il vostro è un lavoro continuo sul campo. Grazie. Posso dire una cosa? Sì. Non siete educatori secondo me, siete all'educatore, perché è importantissimo. Giusto, la cosa più giusta. importante, io vengo da un ente promozione, lo sappiamo, di PGS, e noi come costi di allenatori li chiamiamo all'educatore, perché la cosa principale È l'abbinamento sono giusto, educare, è l'abbinamento e giusto. poi è un tecnico. Un nostro genitore ci ha parlato di lei. Sergio Quattrocchi è mio amico là, un professore Sergio Quattrocchi. Un suo collaboratore ha fatto il corso con lei e ci ha parlato di questo. Benissimo, ringraziamo Grazie, Toni buonasera. Cannarella della società L'Uliveto di Pachino. Oggi una puntata assolutamente particolare, speciale, dedicata interamente ai settori giovanili. Abbiamo trovato spunto grazie anche al torneo di Torre del Grifo e del Mascalucia Calcio, e abbiamo a tal proposito invitato nei nostri studi naturalmente uno degli organizzatori, Giovanni Spina della squadra Città di Mascalucia, che salutiamo
salutiamo. Ciao Giovanni, anche Certo, tu infreddolito da dell'invito. Pedara? Sì. Accanto a te abbiamo anche il vice sindaco nonché assessore allo sport del comune di Mascalocia, anche lui infreddolito? Abbastanza. Buonasera e ben ritrovati. Freddo però contenti, credo, no Fabio? Sì, molto soddisfatti, è andata alla grande partecipazione e queste sono le cose che veramente poi Che fanno piacere. ci ricambiano per il grande sforzo messo in atto in questi giorni. Giovanni, ci dai il risultato finale a questo punto, così insomma chi ci segue da casa può capire chi ha vinto, per esempio, la categoria dei giovanissimi. Per i giovanissimi ha vinto il Calcio Catania 4-2 alla fine. Per la contro squadra invece l'Americano. degli esordienti? Sempre il Catania. Ho capito, vabbè, ok. Fermiamoci, ci mancherebbe. Onore anche ai ragazzi che sono stati molto bravi. Insomma, con voi parleremo di tutto quello che è successo in questi 3 giorni, Mascalocia, Torre del Grifo. So che è soltanto un punto di partenza, questo l'abbiamo detto anche con Carmelo proprio in apertura, è solo un punto di partenza. È una prima esperienza. Deve essere un È una punto prima di esperienza, partenza. trarremo spunto da questa esperienza per migliorarla in futuro e se mi consenti volevo riallacciarmi a quando ha detto il professore Pergolizzi in merito a... Ti do un minuto perché poi voglio sì. vedere un'altra società di calcio, anche se poi Si insomma parlava riprenderemo a di chiacchierare. giovani che magari già non hanno la testa a posto, ecco. Sono sbagliati, come diceva lui, i modelli di riferimento che passa alla TV. Infatti. Perché ci sono tanti calciatori che si distinguono per beneficenza, per umiltà, non passano mai nelle nostre TV, ma vanno sempre quelli che si distinguono per gesti assurdi. Balotelli ne è un esempio. Quello che con la adesso macchina capotta va in prima pagina, quello che si lascia con la fidanzata va in prima... Cioè, ecco, allora, secondo me il male... Il messaggio deve partire giustamente dalle scuole calcio, dalle federazioni che è questa società, alimentano è questa il società tutto. che è sbandata e quindi poi tutti i settori ne risentono, È dal vero, calcio è vero. alle professioni. Allora, adesso vi facciamo vedere un altro servizio di un'altra società che è stata presente al trofeo di Natale. Parliamo di una squadra ragusana, parliamo della Cate Calcio. Vincenzo Buccheri, mister della squadra della Cate Calcio, che insomma si è comportata molto bene in questo torneo di Natale. Sì, abbiamo fatto già 2 partite ieri, una l'abbiamo pareggiata, l'altra vinta e oggi abbiamo completato il girone con un'altra vittoria. I ragazzi sono già abituati ai tornei perché spesso li facciamo uscire noi per fare nuove esperienze di vita e sicuramente sportive. L'esperienza più bella di questo torneo credo sia quella anche di insomma visitare e vivere questa bellissima struttura che è Torre del Grifo. Ma principalmente l'abbiamo organizzata anche per dare modo a quanti non avessero mai visto la struttura di vedere quello che abbiamo in Sicilia, che è una cosa non comune purtroppo dalle nostre parti. La sua esperienza nel calcio dilettantistico poi è cambiata, adesso vuole guidare tutti questi bambini forse per il loro grande sogno. Sicuramente dopo anni di dilettantismo a livello di Serie D, eccellenza tra Ragusa, Vittoria, Comiso, oggi mi dedico soprattutto ai giovani. Abbiamo già da 7 anni ripreso quello che era il nostro cammino mirato, cioè portare i giovani nelle categorie adeguate sperando di lavorare bene. È un calcio che quindi non gli appartiene più quello dei dilettanti attualmente? No, troppo stressante, con loro si vivono emozioni grandi, sicuramente belle soddisfazioni. Fino ad oggi belle soddisfazioni, questo è il 7° anno, abbiamo ripreso il calcio giovanile ad Acate che era già quasi scomparso. Vi manca comunque una bella struttura per poter fare calcio ad un certo livello? Purtroppo i politici del momento e passati non hanno mai voluto investire sul calcio e di conseguenza ci adattiamo e anche per questo giriamo spesso in strutture più adeguate, sul Nisseno, sul Gelese, andiamo a Gela spesso anche, non sul Gelese, dove campa in erba, almeno i ragazzi possono capire quello che è il calcio vero. Noi in terra battuta ci adattiamo a tutto comunque. La squadra dei Pulcini si è comportata bene, 2 vittorie e un pareggio. Io credo che la più grande soddisfazione è ritornare a casa imbattuti a questo punto. Sicuramente, anche se non è il nostro spirito il nostro spirito è quello di portare i ragazzi a vedere posti nuovi, conoscere altre realtà, capire che c'è sempre chi è migliore di te, quindi mi deve impegnare di più, ma rispettare soprattutto lo sport. Quindi la cosa principale è quella per noi. Parliamo con Mario, un giocatore della Cate. Allora, com'è andato questo torneo, Mario? Per il momento tutto bene. È stata una bellissima esperienza venire qui a giocare in un campo sintetico a Torre del Grifo, la squadra del Catania insomma che ha fatto sì che voi possiate vivere questa bellissima esperienza. Sì, mi piace vivere esperienze con la squadra, andare da altri paesi a conoscere amici. La trasferta insomma è stata sicuramente una trasferta lunga, adesso tornate a casa, vi è piaciuto venire qui a Catania? Sì! Ti è piaciuto questo torneo? Sì. Le squadre che avete incontrato erano forti oppure voi eravate troppo forti? Noi siamo troppo forti.
Il portiere della Cate Calcio, Vincenzo, quanti gol hai subito, Vincenzo? Adesso finora solo uno. Allora quindi sei fortissimo. Penso di sì. Qual è stato il momento più bello di questa bella esperienza qui a Torre del Grifo? Conoscere tanti giocatori, tanti amici, il campo dove gioca il Catania soprattutto è una grandissima emozione. Allora avete tutti un sogno, volete diventare tutti giocatori oppure volete fare altre cose? E certo che lo vogliamo diventare. Sì! Sorridavamo qui durante insomma, la messa in onda del servizio perché ad Acate hanno problemi insomma, in fatto di strutture e allora parlando con il Presidente insomma, è uscito fuori un capitolo che forse non è il caso di aprire ancora di più qua in diretta. Non basta una trasmissione secondo me. Non basta. Poi impiantistica Catania e Proviglia è disastrosa. Parlavamo per esempio di Fontana Rossa, no? Ma soprattutto non solo è disastrosa, ma le società in cui praticano quello sport devono sovvenzionare il comune, le case del comune senza un riscontro, perché l'acqua calda molte volte non c'è e poi se la prendono con la federazione perché mette l'ammenda per forza. Poi cosa devono fare? Ogni partita e allenamenti ci sono da sborsare dei soldi che una società impossibile. Non ci può arrivare, assolutamente. Non è come la pallavolo che una società ha una categoria sola. Da noi, poi la cosa che alla fine, la cosa che mi preoccupa, il Librino si è ritirato. La società del Librino si è ritirato nei allievi giovanissimi. A Picanello non abbiamo settore giovanile. Pazzesco, è un quartiere. Cioè lo sport deve essere sociale, che il comune devono aiutare, e voi siete fortunati. Sì, però questo è un problema più che comunale e nazionale, perché purtroppo la legge ci obbliga a chiedere un canone di locazione a chi usufruisce delle strutture nostre comunali. Sulle spese. Però aiutate almeno la società. No. E noi questo lo stiamo facendo adesso, addirittura abbiamo abbattuto il canone del 50 e passa per cento. Sulle spese, giusto, se al comune ci sono 6 impiegati, è ovvio, perché io sono stato in una commissione, un campo di calcio è sui 700.000, non mi ricordo. Ovvio, io vengo da un'azienda privata e il 78% delle spese sono i dipendenti. Non ci vogliono 6 dipendenti per un campo di calcio. Infatti. E lì a Mascolocia diceva bene il Presidente, bene o male non vi potete lamentare, anche se avete quella pecca di Massa Annunziata, come diceva Carmelo. Quella ferita aperta, però diciamo che Mascolocia è un'isola felice, fra Torre del Grifo, Bonaiuto Somma, Palazzetto, diciamo che le strutture ci sono. Abbiamo anche recuperato il Falcone Borsellino, a breve lo finiremo, nello spiazzo del cimitero, che è un'altra struttura importante per noi, per i giovani di Mascalucia. Abbiamo un contenzioso aperto per quanto concerne lo stato di Massa Annunziata. È stato divelto dai vandali. Peccato, perché volendo lo recupereremo. I tempi tecnici per recuperarlo. Recuperare. Sì, assolutamente. Ve lo dice anche il Presidente, che insomma ne potrebbe poi usufruire. Lo dice il Presidente. Noi abbiamo fatto la prima manifestazione con 800 bambini. E quindi, voglio dire... Nel primo anno, se vi ricordate, con il una bellissima struttura. Ma noi altri abbiamo fatto anche, Giovanni lo sa, ti ricordo col Torino, quando avevamo la scuola calcio a Torino, tenevo 4 anni. Il trofeo Pasquale. Per il trofeo Pasquale. Giovane atleta. Ti ricordi, giovane atleta. Ma ritorniamo a parlare del vostro torneo, di questo torneo di Natale che è nato con la collaborazione anche di Ad Maiora, sottolineiamolo, oltre che della città di Mascalucia. Abbiamo detto un punto di partenza, avete realizzato insomma un torneo dove molte squadre siciliane hanno partecipato, adesso forse il prossimo deve essere un passo più interregionale, o sbaglio a dire questo, Giovanni? No, non sbagli Ettore, anzi volevo ringraziare Simona Marletta, responsabile di Torre del Grifo, che grazie a lei praticamente ci ha permesso di realizzare questa bella esperienza, questa bella manifestazione. Volevo ringraziare anche Peppe Tringale che insieme a me e a tutto lo staff del Città di Mascalucia abbiamo realizzato questo evento. Ringrazio qua l'amico Fabio Candarella, che anche lui ha creduto fortemente a questo progetto. Al di là del suo ruolo politico, è stata una persona presente anche proprio fisicamente all'interno dell'organizzazione, e questa è la cosa più bella. Cioè, la politica messa da parte per dare gioia anche ai bambini. Il nostro sindaco Giovanni Leonardi, che è un vero sportivo ed era contentissimo durante la conferenza stampa che tu eri presente, Ettore, dove
proprio affermava lui da ex certo. pallavolista, addirittura Allora anche arriva ex o non giocatore di arriva calcio. questo torneo interregionale il prossimo E anno? allora ti Anticipiamola preannuncio questa che cosa. praticamente a giugno, d'accordo con il Calcio Catania, organizzeremo il primo trofeo del Mediterraneo, Sì. sempre presso Torre del Grifo, e praticamente questa volta sarà un torneo nazionale a tutti gli effetti, perché oltre ad avere il Calcio Catania avremo anche altre società professionistiche. Anche se però quest'idea del trofeo di Natale legato anche a società non professionistiche deve rimanere, anzi Certo, deve essere ampliato, certo, no? Ettore. Perché anche loro hanno bisogno di questa bella visibilità. Certo, comunque io ti dico che prima sentivo il discorso del Calcio Catania, che forse avevo qualcosina in più rispetto alle altre società. Ti posso dire comunque che il Calcio Catania è sceso in campo con i giovanissimi, con i 2000. Quindi categoria... Sì, praticamente è Ancora più al primo piccoli. anno praticamente, perché non ha giocato con i nazionali. Ho capito. La squadra praticamente è giovanissima, questa qua si confronta nel campionato regionale. Sbaglio, Presidente? No. Sì. E poi è bello avere una società professionista al torneo. Poi ovviamente è normale che una società come il Calcio Catania Ben abbia venga. gli elementi migliori, perché facendo una selezione... dicevi scusa, Alessio? Credo sia, Ettore, fondamentale, perché infatti. confrontarsi i ragazzi del nostro settore giovanile dilettantistico che si confrontano con un palcoscenico professionistico crescono Aiuta, ancora di più. aiuta. Da un punto di vista psicologico poi si trovano sicuramente avvantaggiati poi quando affrontano i propri campionati. Questo cosa vuol dire? Che quando ci sono magari tornei di calcio a 5, allora in quel caso invitare squadre importanti del calcio a 5 a livello nazionale aiuta? Sì, sì. E Per esperienza- in Sicilia ci sono queste realtà di questi tornei dove vengono invitati queste belle realtà nazionali? La Cireale Calcio a 5 li ha organizzati spesso. E questo aiuta tantissimo anche tutto il movimento Non fondamentale. dimentichiamo che abbiamo avuto 2 finali di Coppa Italia. Di vero, Canale questo 5, sì, mi ricordo. di calcio a 5, calcio a 5. al Cannizzaro, Sì. 2 anni Sì. consecutivi. La Final Eight Final anche Eight, di- che la Coppa Italia. Comunque, Ettore, Benissimo, ti sì. volevo dire anche che secondo me il Calcio Catania in ottica di settore giovanile sta lavorando bene. Vabbè, sicuramente, certo, Ora chiaro. poi Beh, con quella struttura, con l'avvento dico. anche di Maurizio Pellegrino, Certo, secondo che me si ringraziamo, miglioreranno sempre ed molto è stato anche disponibile. disponibile per questo evento. Io voglio adesso farvi vedere un servizio che abbiamo realizzato con una società che è storica, la Ragazzini Generali. Angelo Bellia, che tu conosci. Bellavia. Angelo Bellavia, mi perdona. Una società che ha ereditato insomma, un numero importante che era legato alla palestra, no? Il numero di codice della palestra. Ragazzini Generali, anche loro presenti al trofeo di Natale di Mascalocia Torre del Grifo. Siamo con Angelo Bellavia, responsabile della scuola calcio Ragazzini Generali. Beh, un nome e una garanzia, devo dire, Angelo. Sì, devo dire che siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo ereditato un nome forte e cerchiamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Quali sono le categorie a cui voi partecipate? Noi abbiamo tutto il settore della scuola calcio, quindi dai piccoli amici, pulcini, esordienti, e poi abbiamo 2 squadre giovanissime, una che fanno tutte e 2 provinciali, una 99 e una solamente 2000. Chiaramente parliamo di categorie insomma, dove il risultato è importante ma fino a un certo punto. No, sono altri valori, noi proveniamo dai salesiani, quindi il nostro intento è quello di insegnare valori di aggregazione, socializzazione, educativi, assolutamente. Lo sport deve essere questo, fondamentale per far crescere bene questi ragazzi. E non pensi che ci siano troppe scuole calcio, soprattutto nell'Interland catanese, che questo un po' insomma, diminuisca la qualità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo? Sono perfettamente d'accordo. Però finché la FIGC ha questo modo di operare dall'alto, noi non possiamo fare nulla. Non potete fare nulla. Purtroppo c'è è troppo facile fare una società e fare scuola calcio, anche con 20 bambini. Voi come realtà di Ragazzini Generali avete comunque partecipato e partecipate tuttora a tantissimi tornei, questo serve anche un po' da stimolo per gli stessi ragazzini. Sì, i bambini si divertono, si confrontano e crescono, sono motivi di crescita. Vuoi parlare anche del tuo staff tecnico?
Noi siamo, storicamente siamo 3 soci, io, Giuseppe Magri e Alberto Incatasciato, e poi abbiamo dei validissimi collaboratori che sono tanti, quindi farei un'ingiustizia a qualcuno se non lo menzionassi. Però siamo un bel gruppo e ci troviamo benissimo. La struttura dove insomma realizzate la vostra scuola calcio? Noi siamo il Tennis Club Umberto a Leonardo da Vinci, come ci appoggiamo alla società Leo Soccer, perché noi siamo un insieme di società che lavoriamo sotto lo stesso identico obiettivo, è il Calcio Pinea alla Pinea. Per chiudere, il grande sogno nel cassetto di questa società Ragazzini Generali e perché no anche insomma di Angelo Bellavia che ne è responsabile. Ma noi abbiamo un grosso e lo stiamo coltivando giorno dopo giorno, avere una struttura nostra per poter lavorare ancora meglio. E poi ti nascondo che l'unione fa la forza, quindi magari aggregarsi con altre società per fare una cosa più seria non sarebbe male. Sembrerebbe però un pensiero forse troppo ambizioso. Ma sai, è la mentalità che si deve cambiare. Io sono convinto che si può fare, con le persone giuste si può fare. Prima di lanciare la pubblicità, grazie anche a Giulia, io una battuta la voglio fare con Mister Di Stefano. Ragazzini Generali, palestro, passato, storico, una parola mi sembra doverosa. Doverosa, Pozzotore. Mitico. Il mitico che ha insegnato tantissimo, anche a me, le basi del vero calcio, onestamente. Ma una persona... da parte mia, non era il presidente. Io ho incontrato da avversario, sempre sportivo, anche io quando io allenavo in altri paesi, ovviamente dell'Ennese, e mi ricordo che c'era l'allenatore Pippo Cappello. Tanti secoli Pippo fa. Cappello, e io Pozzotore seduto, eravamo a Nicosia. È un calcio che non c'è più. Purtroppo il calcio non c'è più. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario, poi il rush finale insieme ai nostri ospiti. Abbiamo Fabio Cantarella del comune di Mascalucia, uomo sportivo all'interno anche di una bella realtà della città di Mascalucia, il presidente Giovanni Spina, contentissimo, ti vedo contentissimo perché non ho molto bene, insieme a Turi Di Stefano, insieme al presidente della FIGC Carmelo Pergolizzi, e poi l'ultima battuta la faremo anche con il nostro Alessio Patti sul calcio a 5. Pubblicità. Ci vediamo tra pochi minuti. Rieccoci di nuovo in diretta, ultima parte della nostra trasmissione. La trasmissione oggi è dedicata interamente al calcio giovanile. I campionati dilettantistici, l'ho detto già in apertura, lo ritorno a dire, ritorneranno per la gioia di molti la prossima settimana, domenica 5, parleremo dalla Serie D sino alla prima categoria con la bella finestra sul calcio a 5. A proposito di calcio a 5, vogliamo ricordare velocissimamente i campionati juniores del calcio a 5, perché anche lì esiste una realtà giovanile, giusto? Sì, abbiamo 5 gironi nel campionato juniores regionale, 2 prettamente palermitani, uno Ennese Enna Caltanissetta, l'altro Catania e parte di Caltanissetta, e l'ultimo di Siracusa e Ragusa, dove bene o male le realtà giovanili sono le stesse di quelle dei campionati principali. Abbiamo l'Arbura Augusta che è stato che domina il proprio girone. Le squadre catanesi come vanno? Le squadre catanesi vanno bene, sono ripetitivo, sempre la Cireale Calcio a 5 certo. Domina il proprio girone. Anche nella juniores? Sì, la Cireale, il settore giovanile, domina in tutti i gironi. Per quanto riguarda il campionato allievi, che è provinciale, vedrà le proprie fasi regionali più avanti. Stessa cosa per quello giovanissimi,
A Catania abbiamo la Meridiana. Che è anche una bella realtà. Meridiana che è andata fortissimo nel torneo, insomma è arrivata in finale sia nei giovanissimi che negli esordienti, se non sbaglio, no? Sì, vabbè, la Meridiana è una bella realtà Una bella di Catania realtà. e bisogna dare atto e merito Certo, loro. ci mancherebbe. Volevo spezzare una lancia per la Cireale Calcio a 5 perché Ma io è lo seguo il polemica? movimento, no, Ah, no, no. completamente, perché l'allenatore è un grande amico mio, Salvo Samberi, oltretutto è un Certo. giovane e sta facendo bene perché le risorse Ci sono non tante, sono, non tante hanno lance tante da risorse. spezzare a favore della Ciriale Calcio a 5. Salvo Samberi e Sebbi Giuffrida che ha preso ultimamente il patentino Acqua Verciano, Acqua Verciano, anche lui, cioè Ma veramente... ci sono più soldi nel calcio a 5, Giovanni? Non Ma- so. Io ho questa sensazione, non so se è vero. No, non lo so, Ettore, io ci ti posso sono- dire... È solo una sensazione. Sì, vabbè, la crisi è generale, Presidente. La crisi è generale. Quasi tutti nati nel 90. Sì. Sia il Via Grande di calcio a 5 che Catania di calcio a 5 e la Cerale stanno soffrendo. Anche perché sono la Cirale deve negli fare ultimi delle trasferte, posti in voglio classifica. dire. E infatti io Carmelo dicevo questo perché con poche risorse, bene o male, si stanno ben comportando. Non mi sembra che... C'è da dire una cosa importante sul calcio a 5. L'organico è dimezzato. Certo. È una cosa che non va sottovalutata. Però- La società ha meno spese perché ha la Certo. metà dei giocatori rispetto a una società Chiaro, di calcio logico, 11. è Ciò non logico. toglie che le spese ci sono, trasferte, Certo. partecipazione ai vari Però sono di campionati, meno. però sono meno giocatori. Sono di meno. L'amministrazione comunale di Mascalucia abbiamo detto che si impegnerà per rivalutare quella bella struttura di Massa Annunziata che, come abbiamo detto poc'anzi, è in uno stato di totale abbandono. Però io credo che non bisogna soltanto vivere di calcio, io penso che insomma, l'amministrazione deve fare altre cose per tante altre attività sportive. Guarda, ti dico che abbiamo approvato il piano legalità. Nel piano legalità lo sport è uno degli strumenti principali per affermare i valori della cultura e della legalità. Quindi questo cosa significa? Che noi riteniamo lo sport una risorsa fondamentale e non solo il calcio. Certo. Abbiamo fatto una 2 giorni 7-8 dicembre con tutti gli sport tra virgolette minori, tra vie e piazze, dal badminton all'hockey, al baseball, Si scherma. parla poco di questi sport, però Un insomma, sacco di hanno un bel famiglie seguito. che hanno voluto fare una prova, una dimostrazione degli sport che noi proponevamo. C'è molta sede di sport, anche perché io ritengo che in un momento in cui c'è crisi sociale, crisi di valori, la risposta migliore sono la scuola e lo È sport. vero. Allora Fabio, siamo in chiusura, uno slogan, lo voglio sentire da tutti i presenti, lo slogan verso i giovani, per uno sport più pulito. Lo slogan è... Turi Di Stefano me lo diede 30 anni fa, io giocavo nel Mascalucia giovanissimi, il mister era Turi Di Stefano, mister voglio diventare un campione, e lui mi rispondeva ubbidisci ai genitori e vai bene a scuola. E continua a essere sicuramente uno slogan ai tempi mi buono. chiedevo chissà che c'entra, oggi inizio a capire cosa voleva dire. Giovanni Spina, questo slogan verso i giovani. Non glielo rubo a mister Di Stefano perché so già il suo motto qual è, il suo credo calcistico. No, io volevo dire ai genitori, lasciateli in pace, non inseguite il risultato, il vero risultato è quello della socializzazione, dell'aggregazione, fategli vivere un'emozione, senza un trauma. Se si perde una partita, si vince, si pareggia, alla fine quello che è bello Sport è puro a 360 a 360 gradi. Perfetto, grazie Giovanni Ettore, ti Spina. volevo ringraziare per aver seguito in questi 3 giorni la È stato un piacere perché manifestazione, abbiamo a te e a riscoperto tutto tutti il tuo insieme. entourage. Grazie veramente. Grazie anche a voi per la straordinaria disponibilità. Lo slogan te l'hanno stracopiato, adesso ne devi inventare uno nuovo, Turi. Lo scrivo, eccetera, eccetera, dico a tutti, qualsiasi categoria, dalla terza categoria a prescindere dalle scuole calcio, alla nazionale, avversari in campo, uniti nello sport, nemici mai. Bravo. Presidente. Noi abbiamo uno slogan da un po' di anni che è quello meno campioni e più uomini. Che bella questa battuta, È bella, proprio sintetizza a 360 gradi veramente il Molto tutto, profonda. Molto profonda. Ha grandi valori, E se professore lo dice il Pergolizzi. Presidente dobbiamo per forza crederci. voglio Siamo dire. Lui ci fortunati mette di la avere- faccia in Ma queste io ci cose. credo e lo dimostro, metto la mia faccia. Infatti. E organizzo da piccolo, perché se noi gli educhiamo da piccoli i ragazzi, da grande saranno già preparati a affrontare la vita. Mezza lezione è fatta se da Fortunati di piccoli avere imparano un tutti. presidente provinciale del suo spessore 3 umano. secondi. veramente. Cuore salesiano non mente. Ma se lei mi Infatti. sento fuori fuoco, mi dicono. 3 dico secondi e non è un come dice, plagiare oppure di parte.
città di Mascalucia è su questa scia. Mi fa piacere. D'altronde per essere qua è Sì. chiaro ed è giusto che sia È vero, così, è vero. perché hanno preso degli ottimi Poi esempio. questo è siete importante. fortunati e ripeto che l'amministrazione è vicina. Questo è fondamentale. È bellissimo. È fondamentale. Perché sappiamo l'importanza dello sport e le ricadute sociali, le conosciamo perché Continuate siamo su uomini di questa sport. linea. Il sindaco è un grande sportivo. Sono su questa le linea. due cose che si possono abbinare e per dare un servizio alla cittadinanza È vero, è vero. e soprattutto ai giovani. Benissimo, ringraziamo Grazie Fabio a te, Cantarella, grazie, Buonasera. ringraziamo anche Giovanni Spina, Grazie a te. città di Mascalucia, mister Turi Di Stefano, onnipresente però sempre con i suoi suggerimenti. Ringrazio in modo particolare la presenza anche di Carmelo Pergolizzi. Questa è una casa della federazione, quando volete siamo sempre disponibili. Io ho detto, te l'ho detto anche in privato, importante che si parla del settore giovanile e della provincia della Figlia di Catania. Io verrò, ma parlare del calcio No, infatti io professionista- non ti invito mai quando si parla di risultati dilettantistici, perché Noi abbiamo in terza categoria abbiamo la società Caramineo, fatta tutte dai extracomunitari. Sì, è vero. Per noi, Anche quella è una sociali, bella io ci cosa. credo e continuo a È vero. crederci. Buon lavoro, ti aspetto un Grazie. 2014 non di poco conto. L'ultima battuta con Alessio, questo slogan lo voglio sentire anche da te. Sì, io più che uno slogan mi preme dire una cosa molto importante, specie in presenza del professor Pergolizzi, riguardo al discorso dei bambini, della competizione che viene più che altro dai genitori. Se si va a vedere il sito della FIGC, si trovano i calendari, ad esempio dei campionati pulcini, non si troverà mai una classifica. Questo è un segnale, questo è un segnale importantissimo che viene dalla FIGC e guai a chi non lo coglie. E guai chi insomma, lo tocca in maniera negativa, lo deve guardare sempre in maniera positiva. Grazie Alessio, Grazie a con voi. lui naturalmente la prossima settimana ritorneremo a parlare di risultati e classifiche del calcio a 5, questa bella finestra all'interno della nostra trasmissione. Salutiamo anche Giulia, oggi non ha lavorato come Federica, vi siete presi una bella giornata di vacanza. Ci siamo presi una vacanza, però è stata una puntata intensa e abbiamo trasmesso valori importanti che valgono non soltanto nello sport ma anche nella vita e quindi questa è la cosa più importante. Perché te la sei scritta questa? No. Ok. Ho partecipato a discussioni. Parte dal cuore. Benissimo, grazie a tutti, noi ci rivedremo la prossima settimana di nuovo in diretta alle 19:30 e ritorneremo a parlare del calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Arrivederci a tutti. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell